Siamo a Racalmuto nell'ambito di Vaneggia in Festa, oggi un'interessante iniziativa a cui partecipa anche l'associazione Comete TS nell'ambito dei progetti natalizi di integrazione. Sì, oggi il nostro SAI partecipa all'edizione invernale di Vaneggia in Festa ed è bellissimo perché si respira una bella aria natalizia, un'aria di festa. I ragazzi hanno preparato questi oggetti o comunque questi moduli per abbellire un attimo la nostra Vaneggia che abbiamo adottato, ed è bello perché li abbiamo visti lavorare nei pomeriggi nel nostro SAI e poi tutti insieme abbiamo adornato il nostro vicolo. E questa attività ha un duplice scopo: oltre a far innamorare i ragazzi del territorio, a farlo rispettare, a custodirlo, ma soprattutto ad avere sempre un rapporto di rete con le altre associazioni presenti nel territorio. Infatti abbiamo collaborato con il gruppo Appartamento Guatanga, con la Proloco e con tante altre associazioni presenti nel territorio. L'integrazione va avanti da diversi anni, a Racalmuto diciamo va bene, no? Sì, Racalmuto è un piccolo paese molto accogliente, i ragazzi veramente si integrano sotto tutti i punti di vista, nel territorio trovano veramente un ambiente sano dove poter veramente impostare un futuro degno veramente di essere chiamato futuro. Ecco, Mary, ci presenti un vostro amico qui inserito bene nella comunità? Certo, lui è un nostro ragazzo che viene dal Bangladesh, vi dirà lui come si chiama e che cosa fa con noi a Racalmuto. Mi chiamo MD Saad Ahmed, io sono bengalese, ho venuto un anno fa qua a Racalmuto, questo Racalmuto è troppo bellissimo, pure c'è il signore, troppo bello loro. Ti trovi bene, insomma, sei inserito bene, ti trovi bene? Sì. E fai la scuola, impari la lingua? sì, impara la lingua così, Racalmuto. Segue i ragazzi nel percorso scolastico all'interno del progetto e anche nei CPA, dove i ragazzi continuano il loro percorso di studio per acquisire un titolo e delle competenze spendibili poi necessarie all'integrazione nel nostro paese. Come rispondono i ragazzi all'apprendimento della lingua? I ragazzi in base alla provenienza hanno delle difficoltà ovviamente, trovandosi in un paese nuovo, però l'impegno e la volontà è ottima e quando si impegnano così riescono a raggiungere gli obiettivi, i risultati che si prefiggono quando partono dal loro paese. Che stanno preparando i ragazzi questi doni? Parliamo un po' dell'attività che lei svolge e come rispondono. I ragazzi hanno risposto benissimo, erano entusiasti di questa attività, hanno preparato tanti regalini da donare, infatti lo slogan è pesca un dono, vivi la sorpresa. Ci sono no, è sorpresa, non ve lo posso dire cosa c'è. Pescate e troverete la sorpresa. Comunque dico, rispondono bene ragazzi? Sì. Sono inseriti bene? Abbiamo lavorato insieme ai ragazzi dell'associazione Cometa e abbiamo fatto dei laboratori insieme. Laboratori di cosa? Laboratori artistici, hanno preparato tanti questi oggetti. Bene, ascoltiamo un ragazzo della comunità. Come ti chiami? Come ti sei inserito qui all'interno della comunità di Racalmuto? Io sono Rakib bengalese. C'è Racalmuto di comunità bellissimo. Come svolgete l'attività giornalmente? Cosa fate giornalmente? Giornalmente io sempre studiare lingua italiana. Mi piace, quando io andare a scuola sempre studiare, io capisco lingua italiana. Poi io andare a cercare un lavoro, poi lavoro. Prima la lingua e poi il lavoro? Sì, prima studiare, capisci la lingua italiana, poi lavoro.
Io ho 18 anni e 6 mesi. E da dove vieni esattamente? Io sono bengalese, Quale paese? Quale... Bangladesh. Io dire una cosa, Sì, vai. questa Italia cultura io troppo piacere perché la religione è diversa, ma io sono musulmano, ma questo loro cristiano, ma io mi piace sempre, loro piace sempre questa cultura e religione. Ma questa ora naturale è troppo bellissima, ma Italia. Mi chiamo Michael Bontempi, sono ospite all'appartamento di Puotanga e ci siamo impegnati a fare questa attività artistica per oggi, per donare un dono alle persone, tanto per stare in compagnia con le persone, stare a contatto con le altre persone e dare un dono delle persone. Anche tu hai preparato quindi questi regali. Sì, sì, mi sono molto impegnato a fare questa attività e mi è piaciuto molto, ora vogliamo donare un dono delle persone. È giusto donare, donare un dono. Considerando che siamo anche a Natale, quindi un regalo fa sempre bene, no? Sì, fa sempre bene. Non è sempre giusto che una persona vuole dare, invece dobbiamo imparare a dare pure, a donare.